Trasferta insidiosa questa per i liberi sestresi che cercano di mantenere il vantaggio rassicurante di 4 punti sul Santa Tiziana. 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte per la capolista negli 8 incontri disputati lontano dal Sandro Pertini. La Praese invece è settima, ma può ambire ad un posto nei playoff visto che si trova staccata di sole 5 miglia dal terzo posto, attualmente occupato dalla Ronchese. Partono forte gli ospiti, privi di Piscitelli, Asso e Bisso. All'ottavo Di Santo ci prova direttamente su punizione, Adaglio risponde presente. L'ex attaccante del Genoa è in ottima forma e lo dimostra andando più volte vicino al gol. Qui vuole il destro e lo prova, ma chiude troppo. Da qui il match cala di intensità, liberi sempre padroni del campo, Praese che gioca di rimessa ma non crea seri pericoli alla porta difesa quest'oggi da Jacopo Parodi. Nemmeno a dirlo ancora Di Santo si libera dalla mancina, questa volta al suo destro, termina largo. Al 35esimo minuto la svolta, sul piazzato di Leto, Nania a terra di Pietro, per Cellini e rigore. I padroni di casa protestano per la decisione del direttore di gara. Dal dischetto Di Santo è freddo e allarga l'interno spiazzando il portiere. 1-0 e liberi che cercano ancora il raddoppio e ci vanno vicino ancora da palla inattiva. Leziero va di testa su punizione di Curabba, Adaglio è incerto, ma il numero 1 si oppone alla grande su Cannella. Sulle immagini montate da Enrico Figus passiamo alla ripresa iniziata dagli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione. Liberi sestresi ancora pericolosi in avvio, angolo di Leto, Di Pietro colpisce di testa, Nania salva sulla riga, poi Curabba spara alto. Dopo 2 minuti ancora Curabba prova il sinistro direttamente su punizione, palla che si stampa sulla traversa. La partita è tirata, la fa da padrone il nervosismo. Di Pietro sferra un colpo proibito ad un difensore, la reazione dei padroni di casa la possiamo vedere da queste immagini. Un parapiglia che coinvolge parecchi giocatori prima che tutto torni alla normalità. Negli ultimi 10 minuti di gara cresce la Praese. Bonadio ci prova da fuori, palla alta e poco dopo l'angolo insidioso di Artuso viene respinto in qualche modo da Leziero e l'azione sfuma. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia alla fine e arrivano le proteste dei padroni di casa per una direzione giudicata da loro a senso unico. Si prospetta una serena domenica per i liberi sestresi dopo questa vittoria ottenuta con un calcio di rigore di Vincenzo Di Santo. Resta l'amaro in bocca per la Praese che contesta numerose decisioni arbitrali, però va detto che nell'arco di 90 minuti i liberi sestresi abbiano meritato la vittoria.